Va in scena la quinta giornata del campionato di terza categoria, amici della Wii Sport. Per il girone B, dal Valerio Bacigalupo di Taormina, sfida tra la Nuova Tauro e l'SC Sicilia da una parte, la formazione padrone di casa reduce da un pari per 2-2 contro l'Amator Caggi, dall'altra invece la formazione di mister Alessi, che ha vinto nettamente per 4-0 nell'ultimo turno contro il San Paolo. 3 vittorie in 4 partite, un inizio di stagione sicuramente confortante per l'SC, che oggi si schiera con un 4-2-3-1, attrazione sicuramente offensiva, Galletta tra i pali, Lamanna, Squillaci, Jacopino e Lovò in difesa, Castellano e Villa in mediana, Cristian Alessi, Mirko Alessi e Monterosso nella linea dei trequartisti, unica punta con numero 9 Gaspare Galasso. Diamo un'occhiata anche all'11 scelto dagli avversari, con Palmeri, Fazio, D'Amore, Sturiale, Lopinto, Camarà, Ranieri, Guagliardo, Strazzeri, Puglisi, Iervolino. Arbitra la partita il signor Davide Lopresti e la sezione di Messina al Valerio Bacigalupo. È finalmente tutto pronto per iniziare col film del primo tempo, grazie alle immagini a cura di Mirko Giacopello. Amici della Wii Sport, ci proiettiamo nella prima parte di gara, che si apre al 6° minuto con un tentativo direttamente da calcio di punizione per la Nuova Tauro e Puglisi a incaricarsi della battuta col mancino, pallone che però non sfiora nemmeno i pali difesi da Galletta. Prima chance al 9° minuto anche per l'SC e lo vuoi a servire Galasso di tacco per Mirko Alessi, bellissima giocata, troppo schiacciato il destro sul primo palo da parte di Alessi. Ci godiamo però la giocata di Gaspare Galasso, che aveva servito così il partner di reparto. Minuto 14, attenzione alla chance di Mirko Alessi, pallone filtrante per Monterosso che calcia però davanti a Palmeri, che riesce a respingere. Minuto 23, SC che spinge in avanti, vuole il gol del vantaggio, Cristian Alessi serve Castellano, lo scarico per Galasso che serve in profondità, la manna entra in area di rigore, la manna, ma sul più bello ancora una volta Palmeri rinega la gioia del gol. Troppo pressing offensivo da contenere per la Nuova Tauro, qui è Monterosso che si inserisce e colpisce il legno, clamorosa chance per l'SC, ma è soltanto il preludio al gol che arriva 20 secondi più tardi. Cross dalla destra, arriva lo squalo, Mirko Alessi che colpisce con l'incornata anticipando Palmeri e facendo Nuova Tauro 0 SC Sicilia 1, ancora lui a firmare il gol del vantaggio. Era nell'aria, a dire la verità, al Valerio Bacigalupo, tante chance per l'SC, finalmente il numero 10 l'ha sbloccata. Occhio qui a Iervolino che cerca Puglisi in area di rigore, è costretto a rallentare il calciatore della Nuova Tauro, aspetta l'arrivo ancora una volta da parte di Iervolino, che può concludere con il destro che finisce però alle stelle. Minuto 34, ci vogliono ancora credere i padroni di casa, qui col calcio munizione da parte di Strazzeri, mette il pallone in area di rigore, Iervolino prova la rovesciata sul secondo palo, stilisticamente anche bella, non riesce però a colpire il pallone. Al minuto 36 è Billè che serve in area di rigore, Galasso che si gira, resiste alla carica, ma Palmeri gli dice di no. Siamo praticamente allo scadere del primo tempo, amici della Wii Sport, ma c'è ancora una chance con Camarà che si insinua in area di rigore, la chiusura del martello di Torre, Carmelo Jacopino che dice di no, e si chiude così il primo tempo, amici della Wii Sport, fra Nuova Tauro ed SC Sicilia. 0-1 fino a questo momento decide la rete di Mirko Alessi. Ricordiamo, sarebbe la quarta vittoria in 5 partite in questo inizio di stagione, sicuramente sfavillante per la formazione di mister Alessi. Tra primo e secondo tempo c'è già un cambio, entra la corte per Lovoi al minuto 52, apertura da parte di Monterosso per Mirko Alessi, attacca ancora infatti l'SC, riceve il numero 10 che salta in diretto avversario, può concludere col destro, se la porta ancora in orizzontale, poi parte il tentativo che però finisce tra le braccia di Palmeri, esce Cristian Alessi al suo posto dentro l'alieno Nini Amato. Minuto 60, azione personale da parte di Catanzaro che fa partire un destro, non ci arriva il portiere dell'SC, non ci arriva nemmeno Camarà per fortuna della formazione di Alessi. Qui attenzione a Monterosso che apre per Nini Amato, se la porta sul mancino, palo clamoroso da parte di Amato, sarebbe stato un Eurogol per il numero 20 da poco entrato. Si mette in discesa la gara per l'SC al minuto 67 perché arriva l'espulsione per Sturiale, reo di aver dato uno schiaffo in testa a Galasso. Vediamo qui il nostro replay che andrà a sancire l'entità dell'intervento. Qui un contrasto fra i due, il direttore di gara però ha visto così, quindi resta in 10 la Nuova Tauro al 69esimo. Bellissima azione personale di Mirko Alessi che riesce a guadagnare l'out mancino, ancora Alessi ne supera 2 in velocità, Alessi può rientrare, scarica all'indietro, non ci sono compagni da servire. Occhio però perché Palmeri per poco la combina grossa, alla fine il pallone viene preso dal portiere della Nuova Tauro, cambio, esce la manna per Mancuso al minuto 82. I padroni di casa riescono a pareggiare direttamente Palmeri a servire Camarà, se l'è perso tutta la difesa dell'SC. Arriva il gol del pareggio a 8 dalla fine, il gol che sancirà anche la fine delle ostilità, amici della Wii Sport, perché al Valerio Bacigalupo né vinti e né vincitori, finisce 1-1 tra Nuova Tauro ed SC Sicilia. Da una parte il gol da parte di Mirko Alessi, dall'altra quello di Camarà. Un cordiale saluto amici della Wii Sport allora dal campionato di terza categoria e alla prossima.